È perfetto per gli scippi. Oh, ma perché questo sta contromano qua? No, abbassa. Ma come cazzo uscite da un piano? E anche oggi, ragazzuoli, siamo in un nuovissimo cosa vuol dire guidare a Napoli con la mano a terra. Lo sapevo che giravi all'ultimo. Coglionazzo, guarda, tagliato la strada a tutti, vai. Oh, ma perché questo sta contromano qua? Perché c'è uno contromano qua? Cioè, ma come fai a trovarti contromano qua sopra? Oh, questo è scemo, dai. Hai visto sto problema che c'ha? Guarda, basta che faccio così, va. Oh, hai visto? È rotta. Guardate, è rotta. Ma sono rotte queste Yamaha, ma perché fanno così? Guarda come si infila! Ho creato un mostro, ho creato un piccolo mostro poi su quella cosa. Amore, sei bellissima! Ho fatto una faccia tipo, ma che cazzo vuoi? Qui c'è la municipale, ma si può impennare a fianco alla municipale? Facciamo questo test. Guarda, che bello. Oh, sorpasso a sinistra senza casco della municipale. Bellissimo. Poi c'è la Blue Experience. Andiamo a fare un po' gli ignoranti con l'elettrico. Grazie anche ad Aria 101 che ha fatto lo stand. Ci sono le microcar elettriche e i Just One elettrici. Adesso ci divertiamo un po'. Questa pure è bella. Bella moglie infastidita della puzza del sigaro. Appoggi comodamente qua. Vabbè, le perdo, le metto in tasca. Vedi, se leggi c'è sport, eco e addirittura la retromarcia. Per bloccare la modalità bisogna pigiare. Ok. Si blocca la scritta e puoi partire. Sport è quella più sprint, dato che sta da 2 te la consiglio. Vai. Guarda che fine che ho fatto. Wow. Plebei. Oh, è sfizioso, è carino, Guarda, rubi i telefonini, non ti sentono, capito? Passi per rubare e non ti sentono. È perfetto per gli scippi. Oh, ragazzi, cammina, però. Le persone mi guardano strano perché ho il casco integrale. Vola, motorino, vola! Vola, Just One! Facciamo una curva con l'orecchia a terra. Oh, 50, 60. Carlo, dobbiamo preparare qualcosa. Non ti sentono, questo è un problema. Soprattutto in una città come Napoli. Ma questo è 125. Ah sì, è 125. Questo se lo sblocchi secondo me vola, perché sicuramente sarà limitato, ci sarà qualche limitazione. È solido, Carlo, veramente questo dobbiamo preparare. C'ha dei freni assurdi. Vabbè, c'ha la forcella della Vespa avanti. Il posteriore pure a disco. No, ma ad impennare non si impenna, ragazzi. Posso sedere pure dietro, ma secondo me non si impenna proprio. Non si impenna proprio. Si vola! Guarda, non guardano gli specchietti. Cioè, questo si è buttato senza vedere proprio minimamente lo specchietto. Vuoi gareggiare con me, bro? Si chiude in carena. No, mi ha umiliato. No, ma io lo recupero sulla velocità. Voglio provare un mezzo del genere. Microlino. Lo fa solo avanti e indietro. Vai piano, amo, che corre tantissimo, Amo, corre. No, vai sport. Quando mai, amo, non corro proprio per sto coso. Metti sport. Poi? Basta, devi solo accelerare. Posso dire una cosa? Amo, però cammina. Ma non sta riprendendo, te lo giuro. Puttana. No, abbassa. Ho creato un mostro. Vado a fare un giro in strada. Vai piano. Vai piano. Vai piano. Oh, levatevi da mezzo. Cioè, però c'è la telecamera posteriore. Ah, perché ho messo la retro, giustamente, non ho messo la D. Quanto costa? Troppo, amore, sicuramente. O c'hai i soldi o non ne vale la pena. Vero, sarà un 10. Minimo 10.000. Amo. Ma che dipende? Ma quando mai? Amo, veramente. Costa. Ci sta la GTO che costa pure 16-17. Arriva a costare. Oh, come cazzo cammina? Non stiamo cantando le canzoni neomelodiche in giro. Ho capito, fammi mettere il casco, va, che è meglio. Ah, ragazzi, ho perso un guantino. Ah, abbassa.
Dove si bussa? Bussa! Dove si bussa? Oh, vuole tirare? Microlino? Garello? Vai! Oh! Per bloccare! Dovevi dire per le alte velocità. È vero. Oh! Stai solo tu, sta. Vedi, questo è un difetto del mezzo elettrico. Ma avete trovato il guanto? Ah, non l'avete cercato? Siete le merda, sì. Voleva far fermare nella macchina dei carabinieri, dai, bellissimo col casco. Che detto? Che ci domandano perché come non ho la patente. Oh, l'abbiamo trovato! Abbiamo trovato, ragazzi! Abbiamo trovato! Oh! Hai visto la partenza? Hanno slittato le gomme! Però secondo me questa per fare le posteggi a Mergellina il sabato È l'ideale! Vogliamo provare a fare un approccio a qualche ragazza? Ma come... No, ma come bussa? Come così? Ma come si bussa? Ecco! Ok. Oh, non invadere la mia corsia. Sei nella tua corsia. Ma come sgomma in partenza è assurdo. Ah, un po' d'aria fresca. Che bello. Wow. Non tenere il greccio, ci stavamo al Ma c'hai il clacson mongoloide? Io non sono un handicappato. La corsia preferenziale, abbiamo noi scooter a Napoli. Guarda che bello. Perché non entri nella corsia preferenziale tu? Perché poi una volta che leveranno questi cosi, secondo loro non si creano 4 corsie così. Ma perché sta succedendo? Ah, giustamente perché lui deve girare di qua avanti ai carabinieri. Ma possiamo farlo anche noi? Un cavalluccio, il cavalluccio. Guarda anche io ho il cavalluccio. Fallo impennare. Non si impenna? No, ma sei da solo per strada, questa non è anche la mia corsia. Cosa vuol dire guidare a Napoli? È normale. Davide oggi si sta allenando a guidare all'impiedi. Davide, sei nel mood turista pazzo. Ti vedo sempre all'impiedi. Perché respira tutto, anche le palle. Questa ha ragione, io ce l'ho un po' sudate. È una giungla, è un manicomio. Oh, ma questo è contromano, grande. Attenzione sempre che avanti Pullman attraversa. Non si sa perché, ma gli piace rischiare di essere investiti. Che bello, avere il Tenere a Napoli, non sentite un fosso, guarda lì. Si smantella la mia moto. Oh, stavo dicendo hanno asfaltato qua, no? Troppo bello per essere vero. Aspetti che asfaltano qua. Questo perché mette la freccia? Carezziamo? Che vuoi fare? Che c'è la macchina in doppia fila. Grande! Direzione Mac, come al solito il sabato si mangia al Mac e poi si va all'Anicre. Alessio che fa enduro, tanto le sue sospensioni già fanno pena. Madonna mia. Ma sai, ma come cazzo uscite da un via? Non lo so! Ragazzi, sono sciocchetti! Cioè, guardate queste rotonde, ragazzi. Guarda qua, cioè io sto abbassato in curva, si può dire. 40 all'ora, la moto mi balla du. Vai, drift, bro. Stamattina, ragazzi, mi sono bloccato con la schiena. Sono stato tipo mezz'ora, un'ora paralizzato. Non la potrei prendere la moto. Però per il content questo ed altro, la settimana prossima porta pioggia e vi devo portare i video sul canale. Oggi c'ho da provare un bel po' di mezzi. Tenere 700, Z900, che me l'avete richiesto in tantissimi. C'è un bel po' di test, Va buono, Itto, già si è sciolto. Provo questa. Vai. Spazio stretto, non sapete come girare la moto? Fate così. Oh, ti faccio la lettera, Stavo schiacciando il piedino, amore mio. Scusa, noi siamo bravi ragazzi, non le facciamo queste cose. Lo so, l'ho visti. Ora li saluto.
Ciao! Senza casco sulla mediano, come bello con il capello al vento, sull'SH col paravento, posso fare anche le canzoni, devo andare a Sanremo Giovani, posso fare le canzoni anche mentre sto in penna, mi metto anche a cantare, nero, 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 povero. Era d'obbligo. Allora ti posso dire una cosa?